Un saluto a tutti gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare. In questa videoguida andrò a spiegare come compilare i dati associazione. Quindi da riepilogo compilazione ci portiamo su compilazione dati associazione e clicchiamo. Per le nuove associazioni si prega di compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati dall'asterisco, mentre per le vecchie associazioni si tratta di controllare i dati ed eventualmente inserire quelli mancanti. Proseguiamo compilando i dati denominazione, acronimo, codice fiscale e partita IVA. Nella parte relativa all'OXEN andremo a specificare se la domanda affiliazione è con responsabilità civile o senza responsabilità civile, la provenienza dove indicheremo se si tratta di comitato provinciale, comitato regionale o eventualmente altro. Indicheremo se si tratta di gruppo sportivo o di polisportiva e come è costituita lo sceglieremo dal menu a tendina. Proseguiamo dunque compilando i dati del presidente, compilando tutti i campi contrassegnati con l'asterisco. Successivamente andremo ad inserire il recapito sede e il recapito corrispondenza. Il recapito corrispondenza tengo a precisare che si tratta dell'indirizzo dove verranno inviate eventuali comunicazioni via posta. Compileremo dunque anche gli altri recapiti indicando una mail valida. Nella parte relativa ai dati costituzione e associazione andremo ad indicare il tipo forma costituzionale e la data costituzione. In questa sezione comunque non ci sono campi obbligatori. Andremo ad indicare successivamente le discipline praticate dall'associazione. In questa sezione dati bancari inseriremo i dati del conto corrente, quindi andremo a inserire il nome della banca, la filiale e l'IBAN obbligatorio. Successivamente andremo a leggere la normativa della privacy, accettando obbligatoriamente almeno il primo punto. Quindi clic su salva. Una volta fatto questo avremo il riepilogo dei dati inseriti. Potremo tornare indietro eventualmente a modificare quelli che ancora non abbiamo modificato da qui. Una volta fatto questo potremo tornare indietro nel riepilogo.